E poi io percepivo nettamente altre presenze di persone che come me pensavano e che erano del tutto indipendenti da me. E la coscienza di una nuova esistenza, la coscienza di una nuova prospettiva che all'inizio appariva come un sogno, e cioè io vivevo un po' come in sonnambulismo, con le cose, i pensieri che andavano e venivano, ma in una prospettiva un po' ubriaca, un po' drogata, un po' sonnambolica, un po' sognata. Bene, queste cose dunque erano però sempre a me collegate. Io le cercavo, io le volevo, io le chiedevo. E si precisava via via un ambiente nel quale cominciavo a scorgere segni precisi. Non era più la materia, non era più un corpo, ma le altre forme si precisavano nella mia mente. Sicché tutto il mondo fuori della terra cominciava a prendere forma nella mia mente, con precisi riferimenti, e alle mie domande veniva data una risposta. E la risposta proveniva da forze a me strane, altrettanto intelligenti e valide, che si autoriconoscevano come me, personalità da me indipendenti. E questo è un fatto molto significativo. Il cosiddetto al di là di cui io paventavo la presenza, di cui io tutto ignoravo, si presentava a me non più come qualcos'altro, ma come l'elemento naturale nel quale poteva trovare vita la mia forma attuale, la mia sostanza attuale. E cioè io mi riconoscevo sempre più appartenente a questo nuovo tipo di vita, del quale intimamente ne avvertivo l'eternità, il carattere infinito, la compiutezza, la precisione, l'ordine assoluto e la presenza soprattutto di qualcuno o di una forza che ordinava, che presiedeva, che regolava. Questo poi si andò precisando con la ricerca direi dei modelli, delle leggi e di tante ampie e complesse particolarità. Però il mio atteggiamento verso questo mondo mutava rispetto alla terra ed era di familiarità assoluta. Col passare dell'esperienza e che poi corrispondeva a un tempo, riconoscevo il mondo. Il nuovo mondo non era più un mondo che io andavo a scoprire e che mi si presentava a me estraneo e poi amico, come accade sulla terra, ma riconoscevo in me stesso quel mondo, e cioè riconoscevo che io ero quel mondo, io e gli altri eravamo l'aldilà, non altri, non altre forze, non un mondo posto lì, separato dalla terra, ma noi stessi, io e gli altri, costituivamo l'aldilà. E questa coscienza molto importante, perché apparentemente superflua o marginale, è invece molto importante, dava a me la coscienza di compartecipare alla vita, di essere non un aggregato della vita dell'aldilà, ma la vita stessa dell'aldilà. E cioè una funzione precisa, perché la realtà spirituale esisteva non fuori di noi, ma noi
eravamo la realtà spirituale, noi testimonianza di noi stessi. E io, se all'inizio cercai questa testimonianza negli altri, e cioè gli altri mi davano la garanzia che io c'ero, mi accorgevo poi che ero io stesso garanzia per gli altri. E dunque, se in termini di garanzia di sicurezza doveva parlarsi, ebbene noi testimoniavamo col fatto di essere noi la continuità della vita. Ora, alla domanda stessa, se io oggi, nelle mie condizioni, mi reputo effettivamente diverso dal medium attraverso il quale parlo, ebbene anche qui vale lo stesso principio che ho accennato prima, e cioè io mi reputo separato dalla personalità del medium, in quanto conservo, nel momento in cui mi autoaffermo, quella individualità, quella personalità che riconosco diversa da quella del medium. E dunque posso che così affermarmi, proprio perché non esiste mai la possibilità di una mescolanza di personalità fra due esseri spirituali. E poiché io nel medium, così come in voi, riconosco le due forze, spirito e materia, ebbene, se certe sovrapposizioni possono accadere a livello della materia o a livello della mente, scambi, influenze telepatiche e via di seguito, questo non accade a livello di spiriti. Uno spirito non è suggestionabile da parte di un altro spirito, e dunque la mia indipendenza la affermo nei confronti dello spirito del medium proprio per l'impossibilità tecnica, direi, di sovrapposizione. E il fatto che io non possa riconoscermi lo spirito del medium deriva dal fatto che io mi conosco da troppo tempo, e cioè io di me conosco tutto, nella maniera più completa, nella maniera più sicura. Mi conosco da troppi secoli e non posso sfuggire a me stesso. Non posso, perché la mia personalità è ben definita. Io so chi sono, so cosa voglio, so dove mi trovo e dove andrò. Le mie sono scelte precise, non sono scelte all'avventura. Non si gioca al bersaglio, si va secondo linee sicure e non probabili, ma certe. E dunque, in base a questo tracciato, in base alla mia vecchia esperienza, io so bene quali sono i miei limiti, i limiti vostri, i limiti del medium. Dunque non può esserci questa sovrapposizione, può esserci invece una acquisizione da parte del medium, cioè qui può agire un fenomeno diverso. E la possibilità che il medium si impadronisca della mia personalità, cioè nel senso che egli la catturi o che perlomeno catturi certe linee della mia personalità o della mia esperienza o della mia conoscenza e se ne impadronisca, così come